Pierangelo Del Zotto, buonasera. Buonasera a voi. Del Zotto, lei è candidato? Noi non siamo candidati, non sono candidato, sì. Non siamo candidati, se avrò il tempo poi gli spiegherò anche perché. Benissimo, dal punto di vista come siamo messi e soprattutto ritiene che questa sia una manovra che aiuta il ceto medio, che aiuta le famiglie e le imprese? Allora, da anni, se non da decenni, le manovre sono ingessate perché abbiamo il problema del vincolo di bilancio. L'unica soluzione sarebbe un tempo di 2 o 3 anni, fermi tutti, fammi fare la rivoluzione fiscale, fammi fare la rivoluzione sociale, dopodiché si riparte. Ma essendoci il vincolo di bilancio, tutte queste manovre sono, come si diceva una volta, pannicelli caldi. Non usciremo mai da questa situazione, né da destra né da sinistra. La mia versione della soluzione per uscire chiaramente è nota e noi crediamo che solo un Veneto autonomo e indipendente possa uscire da questo stallo creato da di dentro e creato anche da di fuori, viste le ultime situazioni internazionali. Volevo, direttore, se posso fare una similitudine veloce, visto che ho la parola. Allora, io vedo questa campagna elettorale come il calcio di agosto, cioè le squadre che vogliono vincere lo scudetto si comprano i giocatori dalle squadre che non hanno vinto lo scudetto, con il risultato che poi a maggio né queste né quelle vinceranno lo scudetto, anzi qualcuna retrocederà. E lo dico da ex arbitro di calcio professionista. Ne ho viste nella storia del calcio società che partono per vincere e poi retrocedono. Ecco, io credo che questa campagna elettorale in Veneto avrà delle sorprese rilevanti, perché ci saranno personaggi che ritengono di stravincere, che non stravinceranno o semplicemente vinceranno. Vedo che ci sono tanti personaggi importanti che ritengono di poter essere eletti soltanto per il nome che hanno, ma ripeto, ci saranno delle sorprese rilevanti. Quindi siamo anche a livello di votazione regionale, siamo impantanati in una situazione senza via di uscita, con il rischio, come lei ha paventato in apertura di trasmissione, che vada a votare non più del 40,9%. In questo caso sarebbero tutti delegittimati dalla popolazione che non intende votare una situazione che non ha via di sbocco. E io seguo Focus sempre e stasera vedremo che non c'è nessuno che abbia una soluzione per uscire da questa situazione. Siamo impantanati. Vincoli internazionali e vincoli nazionali ci impediscono di crescere, lacci e lacciuoli ci impediscono al Veneto di crescere e di creare una realtà. Leggevo ieri da un patriota che se il Veneto fosse autonomo o indipendente saremmo più ricchi della Svizzera, perché abbiamo sicuramente più inventiva della Svizzera, abbiamo sicuramente più capacità, ma siamo degli atleti che corrono con i pesi di piombo nelle tasche, nei pantaloncini, rispetto agli altri che corrono senza i pesi. Quindi non c'è via di uscita, da questa situazione che si trascinerà fino a quando diventerà insopportabile per tutti. Grazie Del Zotto. Ora, Pierangelo Del Zotto. Sì, volevo da professionista rilevare un'imprecisione di Benvenu. Allora, il regime forfettario non significa pagare il 15% di tasse, che sia chiaro, significa pagare il 15% su una percentuale di redditività, cioè non ricavi meno costi, ma una percentuale di redditività per cui i costi non li consideri, percentuale che varia da professione a professione, da impresa a impresa. Per cui se io pago il 15% su una redditività in quanto commercialista, adesso non sono più forfettario, ma era 68 credo. Guardi che i medici vanno via per questo, vanno a sentire i medici perché se ne vanno. Usciamo dall'ideologia, sto facendo un discorso tecnico. Hai detto un'imprecisione tecnica, ti sto correggendo, posso? Allora il regime forfettario, il regime forfettario prevede una tassazione del 15%, non sul reddito, ma sulla percentuale di redditività applicata ai ricavi. E ti assicuro che io, che sono stato forfettario per alcuni anni, non sempre è conveniente, tanto è vero che sono tornato in ordinario, in contabilità ordinaria. Allora non si deve veicolare
questo Stato che mi è nemico. Ripeto, io faccio un intervento tecnico, non politico. Quando si parla di forfettario non è il 15%, non si paga il 15% di quello che si guadagna, ma si paga il 15% su una percentuale di redditività, per cui i costi non te li puoi sottrarre. Incassi 1000, paghi il 15% su 1000. Quanto fa il 15% di 1000? Fa 150. Se tu invece fossi un regime non forfettario e avessi 1000 di ricavi e 500 di costi, pagheresti le tasse su 500, e se anche l'aliquota fosse del 23 sarebbe comunque sempre meno del 15 su 1000. Non so se mi sono spiegato, perché operaio, mi dà io che da sono professionista, operaio, se vado a lavorare con la macchina ho dei costi e io non detrago proprio un bel nulla e pago il 30%, va bene? Sopra un certo livello di reddito. Ho fatto un intervento tecnico, non ideologico. Ti stai limitando tutti quelli che stanno guardando la trasmissione stasera. Perché l'ideologia comunista te la devi mettere in tasca. È il 15%, questa è la sostanza. Allora, per questo motivo hai ragione, tu vai dal tuo commercialista e confrontati. Va bene, allora non è possibile, è possibile. Mi pare siate stati comunque molto... No, hai ragione lui. Ma va che se robe. Allora questo diciamo è il sale della democrazia, il confronto alle regionali, il rush finale con i big, martedì la Meloni, mercoledì dovrebbe arrivare Elly Schlein e poi tutti gli altri in vista del voto del 23 e 24 novembre e ci si chiede anche... Zotto, come saranno distribuiti gli assessorati, come cambieranno i rapporti di forza? L'ultima volta che sono venuto qua ho parlato di Anatra Zoppa. Sì. Ovviamente il presidente probabilmente, come dicono, sarà Stefani, ma la giunta sarà a trazione Fratelli d'Italia. Quindi alla prima volta che si mette di traverso, no? Voto di sfiducia a casa tutti, che non succederà ovviamente. Quindi... Poi ho scoperto che l'opposizione, anzi scusate, che Fratelli d'Italia nominerà il vicepresidente operativo. Allora la parola operativo io capisco perfettamente cosa vuol dire operativo e quindi Stefani, che è solo giovane, sarà prigioniero di questa situazione. Volevo fare un passaggio veloce, direttore, sul fatto... Prego. Ho fatto una similitudine prima col calcio e queste elezioni, ne faccio un'altra con la borsa. Allora, è chiaro che in una SPA si dice basta il 50,1% per governare. In realtà, con un patto di sindacato o un patto parasociale, vediamo che qualche volta basta il 23 il 24% per governare una grossa SPA. Allora, se basta il 23 o se basta il 50,1, le altre azioni dove vanno? Vanno in borsa, dove la gente poi si scanna perché compro questo, allora sono azionista, sono di là, sono di qua. In realtà, se io guardo, 3-4 anni fa ho parlato anche di spugna, della mia teoria della spugna. Quando il paese va in ebollizione si inventano un capopopolo, un Masaniello, che assorbe l'opposizione, assorbe il malcontento. Una volta assorbito il malcontento fanno fuori il... Abbiamo esempi, possiamo dire Grillo, possiamo dire Salvini, in questo momento diciamo Meloni. Sono passati 3 anni, allora io capisco perfettamente tutto, però hanno avuto 3 anni per sistemare i malanni di alcune leggi che si dice ha fatto la sinistra. Non è stato fatto perché? Perché anche la Meloni, una volta arrivata a Roma, ricordo ancora che qua dissi che sul titolo del Corriere delle Alpi c'era scritto e anche la Meloni vola subito a Washington a prendere ordini come hanno fatto tutti da De Gasperi in poi. Quindi il nostro problema è che siamo sudditi dell'America e lo vediamo perfettamente noi, anche l'Europa, in quello che sta succedendo a est, in Ucraina e in Russia. Dove la narrazione adesso finalmente comincia a mostrare le magagne, perché è stato, se non c'è riuscito Napoleone, se non c'è riuscito Hitler, immagino che ci riesca Zelensky, che in realtà è, posso dire, una testa di legno messo là da chi ha voluto creare una frattura fra la Russia e l'Europa, e capiamo benissimo chi possa essere.
Un passaggio veloce, direttore, sul fatto che ho anticipato prima che noi non ci candidiamo alle regionali. Allora, se io guardo la scheda delle regionali, vedo in alto a sinistra un nome che sicuramente non appartiene al Veneto. Scendo a sinistra, trovo Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, qui non mi appartengono. Giro a destra, in altro, no grazie, ma alla vetero Democrazia Cristiana abbiamo già dato. A destra, ideologicamente, la destra purtroppo per loro in Veneto non sfonda, e dicevo prima che in tutto il mondo l'indipendenza e l'autonomismo è di sinistra. L'unico paese al mondo in cui la destra è più centralista, la sinistra è più centralista della destra è l'Italia, quindi non se ne esce. Dicevo che la sinistra ha perso un'occasione storica, perché quando la destra ha perso l'appeal sull'autonomia dopo 8 anni che siamo ancora qua, e vedo gente che si candida con lo slogan il prossimo nel 2026 arriva l'autonomia, ancora nel 2026, perché non è arrivata nel 18, perché non è arrivata nel 19, perché non è arrivata nel 20, oggi che siamo a novembre 25 arriverà sicuramente nel 26. Scendo, l'ultimo candidato che potrebbe anche fare, però non ha messo lui, come tutti gli altri, il Veneto in testa a un progetto politico, e quindi ha in qualche maniera una cozzaglia di diversi punti di vista, ex 5 Stelle, ex di qua, ex di là, che tenta probabilmente la fortuna come tanti. Quindi, non essendoci, non avendo visto noi nessuno di quelli che pur essendo stati avvicinati da più di qualcuno, nessuno di loro, secondo noi, aveva un progetto politico incentrato sul Veneto, per cui preferiamo tranquillamente passare e concentrarci sulle prossime comunali di Venezia, che potrebbero essere in primavera, avanzata primavera, potrebbero essere anche molto, 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 molto prima. Grazie Pierangelo Del Zotto. Buonanotte a tutti. Pierangelo Del Zotto, segretario di Prima il Veneto. Grazie, buonasera. Grazie dottor Del Zotto, grazie molte al nostro regista Italo Morau. Ci vediamo domani a mezzogiorno.